In questo momento si sente molto parlare dei consoli, ma chi sono in realtà queste persone? Console, si sente parlare del console, cos'è? Forse è il più responsabile dei vari gruppi di tutta la processione dei misteri. Gli occhi quella giornata sono puntati e sulla processione e sul gruppo e sui consoli, perché mettono in risalto il sacrificio e la preparazione che hanno fatto non solo nel periodo quaresimale, quando si parla vero e proprio dei misteri, ma si vede a chiudere tutto un ciclo che parte dal giorno successivo della Pasquetta fino alla processione dei misteri. Oltre questa presentazione del consolo c'è anche una cosa che sta alla base, è tutto il lavoro che fa il console per la processione. E il lavoro non si basa solo ed esclusivamente, come qualcuno pensa, raccogliete i soldi e finisce lì, no, perché il tutto c'è da vedere anche la situazione del gruppo in sé per sé, avere la responsabilità in che condizioni si trova, se c'è bisogno di restauro, se non c'è bisogno di restauro, vedere un pochettino come va l'organizzazione, i contatti con la banda, i contatti con i portatori. Quindi diciamo che è un lavoro abbastanza ampio, ecco perché in ogni gruppo non si è il numero dei consoli limitato in 3-4, ma noi vediamo che siamo in una dozzina e forse più. Quanto tempo la raccolta dei soldi toglie al vostro lavoro? La raccolta dei soldi, un nocciolo molto importante. Noi già a partire con l'entrata della Quaresima iniziamo nel vivo della raccolta dei soldi. Noi come nostro gruppo siamo organizzati attraverso questo blocchetto già con i fogli intestati, onde evitare una confusione con i pseudoconsoli, che c'è da stare molto attenti. Quanto ci comporta? È un sacrificio abbastanza enorme, perché proprio in questi giorni noi siamo costretti anche a dimenticarci sia del lavoro che delle famiglie, facendo anche salti mortali, perché il nostro compito non è non è solo per i misteri, ma noi siamo dei padri di famiglia e siamo dei lavoratori, quindi ciò che noi perdiamo durante la giornata lo dobbiamo pure e necessariamente coprire con i lavori notturni, ed è enorme. Volevo pure dire un'altra cosa a proposito della raccolta. Noi non ci limitiamo solo a dare il fogliettino ai contribuenti, noi siamo organizzati che ogni anno facciamo pure i resoconti che diamo la soddisfazione a tutti i contribuenti, quello che ci hanno dato l'anno precedente e di ciò che ne abbiamo fatto con le loro somme. Difatti nella parte iniziale del nostro resoconto noi abbiamo molto sintetico fatto un elenco di entrate ed uscite. E tutto, diamo lì la massima soddisfazione soprattutto. Qual è il motivo più grande che vi spinge a fare tutto questo? I motivi che ci spingono a fare questo lavoro sono tanti e di valore inestimabile. Il primo motivo, intanto, uno deve essere portato, deve avere la passione per i misteri, che è l'unica cosa che sono rimasti qui a Trapani. I misteri, bella parola. I misteri già, come tutti sappiamo, risalgono quasi nella notte dei tempi. Siamo, se non ricordo male, nel 1600. Io me lo ricordo da piccolo. E forse è questo che mi ha portato a far parte del ceto dei metallurgici. Perché io mi ricordo nel dopoguerra, quando ancora i misteri uscivano dalla chiesa del collegio, io allora 6-7 anni, uscivo mano nella mano con mio padre. Mio padre è stato un vecchio console dei metallurgici. Io oggi mi trovo qua in memoria sua e sono dei valori che non li vedo solo nella mia persona, ma guardando i vari ceti si vedono anche delle donne console e si vedono anche delle donne che portano i sacri gruppi. E c'è tanto da pensare. Speriamo che l'età dei consoli si venga ad abbassare. Noi abbiamo un'età, diciamo, media, possiamo dire intorno ai 45 anni. È bello vedere anche dei giovani che si avvicinano a questa manifestazione.
Siamo ritornati di nuovo in studio e facciamo una domanda nuovamente all'amico Nino Barone per quanto concerne la figura del console. La figura del console come si è evoluta nel tempo? Diciamo che generalmente la figura del console è sempre la stessa. Il console è la persona che si impegna, che gestisce assieme ad altre persone un gruppo, quindi è uno dei rappresentanti di una maestranza, quindi una persona che si sacrifica, che tralascia nel periodo di vigilia, nel lungo periodo di vigilia, impegni familiari, impegni di lavoro per dedicarsi alla buona riuscita di questa manifestazione. Quindi generalmente la figura del console è sempre la stessa. Forse oggi si nota più una mentalità più moderna di vedere questa processione, ma questo è conseguenza anche dei tempi che stiamo vivendo. Quindi ora affrontiamo il terzo punto, diciamo, che è la banda musicale. Anche in questo caso abbiamo realizzato un'intervista al responsabile della banda di Valderici, il signor Vincenzo Iannello. Noi ci prepariamo, diciamo così, prima delle feste di Natale, è vero? Dopo Natale si incomincia a provare, proviamo 2 volte alla settimana, perdiamo dai 5 mesi a 4 mesi che si prova, quindi è un periodo molto lungo per la preparazione. È da premettere che noi siamo un gruppo di volontariato, che non è che abbiamo stipendio da nessuno, siamo noi che ci autofinanziamo, si intende questo locale dove voi ci state intervistando ce l'ha data in dotazione, diciamo così, in accomodato il Comune di Valderici, che noi ringraziamo, mentre per tutto il resto noi non facciamo altro che proviamo a nostre spese. Quindi la caratteristica essenziale è pazienza e amore per questo? Certo, noi abbiamo pazienza, amore, noi siamo una famiglia, ci confrontiamo tutti, discutiamo prima che facciamo le cose, io quando li faccio concorrere a tutti, in modo che ognuno di noi diamo il nostro contributo e dobbiamo essere tutti d'accordo quanto tutto quello che predispone, se dobbiamo fare un concertino, se dobbiamo provare, insomma lo facciamo tutti in buona armonia. No? Le marce più richieste? Le marce più richieste, guarda, c'è una vecchia tradizione, diciamo così, che Trapani richiedono di più, diciamo, la Vella, che poi la Vella sarebbe il compositore, una lacrima sulla tomba di mia madre, poi c'è l'Aione di Petella, e queste sono le marce più richieste, poi la Catanisa. La tradizione dei trapanesi vuole il trapanese, diciamo il centro di Trapani, il centro storico di Trapani, perché quello del borgo, diciamo così, quello di Villa Rosina o Durione Palmo, San Giuliano non sono così accaniti, diciamo così, che chiedono queste marce, però il centro storico è gente che ha vissuto, che dà la vita, tant'è che vanno scalzi per la processione, soffrono per amore di questa processione, è vero, e si sacrificano. Però le marce che richiedono sono queste, e infatti voi altri vedete, io faccio un appello, non un appello per dire che non dovranno insistere i trapanesi, ma qual è l'appello che faccio? Perché esce un mistero e si fa la Vella, esce un secondo mistero e si fa la Vella, esce l'Aione, poi si fa l'Aione, si ritirano sempre sullo stesso stile, e anche la gente che ci ascolta, io penso che dovrebbe andare, però a noi non che ce lo impongono, ma comunque ci dicono noi dobbiamo fare l'uscita con questa marcia, l'entrata con questa marcia, e si va a finire che noi quella marcia, la Vella e sia l'Aione, si suona, sono 20 le bare quando sono 21, ma dico che sono 16 marce che si fanno sempre la stessa marcia all'entrata e sia all'uscita. Quindi siamo ritornati di nuovo in studio e facciamo un'ulteriore domanda all'amico Nino Barone. Nino, da sempre le bande musicali hanno accompagnato la processione dei misteri? Dai primi del 1800 sì, perché la loro prima comparsa si verifica in questi anni.
anche se era un numero molto ridotto, perché non tutti i gruppi avevano la banda musicale. E prima della loro nascita, quindi della loro comparsa, vi erano i cosiddetti cantori. Era diciamo, un gruppo di persone che intonavano il Miserere e lo Stabat Mater, soprattutto quando doveva entrare un gruppo a visitare una chiesa, quindi dentro una chiesa, perché sappiamo che fino al 1900 circa i gruppi dei misteri visitavano le chiese, i monasteri del centro storico di Trapani. L'itinerario veniva fatto per questo. Poi dal 1800 abbiamo appunto l'avvento delle bande musicali. Tra l'altro Nino, ci fa piacere notare come nel corso degli anni sono aumentate ogni anno il numero di bande, e il fatto che siano aumentate il numero di bande ha portato chiaramente a richiedere bande fuori dal trapanese sostanzialmente. E richiedendo bande fuori dal trapanese è successo, ad esempio, quando sono venute bande dalla provincia di Palermo, dalla provincia di Caltanissetta, dalla provincia di Agrigento, e questo cosa ha comportato? Ha comportato che hanno portato sostanzialmente delle marce diverse rispetto a quelle abituali nostre, classiche, no? La Ione, la Vella, la Catanese. E questo ha creato una miscela di marce nuove per il trapanese che hanno sostanzialmente arricchito la processione dei misteri. Alcuni pezzi, alcune marce vengono ogni anno diciamo, lavorate, nel senso modificate, sì. Quindi il maestro adatta secondo il proprio gusto il tipo, la marcia, esatto, sì. Dopo aver esaurito il terzo punto andiamo al quarto ed ultimo punto, e questo diciamo che è una cosa anche più esteriormente più interessante, riguardante il fioraio. Anche qua abbiamo realizzato un'intervista al signor Bruno. Quali tipi di fiori vengono generalmente usati per l'addobbo di un gruppo? Ma i tipi di fiori che vengono adoperati per determinati gruppi variano a secondo diciamo, l'esigenza del tipo di gruppo che si va a addobbare. Ci sono addobbi che si preparano per esempio per dei gruppi che hanno la loro scena artistica all'esterno, e alcuni addobbi che si fanno per degli addobbi con altre tonalità di scene, quindi varia a secondo il tipo e il ceto che si va ad addobbare, quindi cambiano pure i fiori. Quanto tempo prima si inizia ad immaginare diciamo, l'addobbo che si dovrà fare? Ma iniziamo noi sempre un mesetto prima già ad avere un ideale dell'addobbo, e poi diciamo con delle prove, con determinati diciamo, accorgimenti che da un anno all'altro diciamo, vanno variando, diciamo da un mesetto prima fino a arrivare al giovedì. Quindi noi sappiamo anche che col tempo diciamo, gli addobbi, tutte queste cose sono variate col tempo, anche l'organizzazione dei misteri stessa. Lei cosa ne pensa di queste variazioni? Diciamo che c'è stato un cambiamento da parecchi anni già a questa parte, dai vecchi addobbi che si facevano con disegni floreali fatti di garofani a mosaico, diciamo, alle normali e nuove forme vegetative adoperate con foglie, piante, le varie coreografie, sempre ritornando al discorso di gruppo in gruppo che fa addobbare, però con forme molto più eleganti diciamo, e più semplici, vista anche l'esigenza dei consoli che di anno in anno cercano anche loro insieme a noi di alleggerire questi gruppi e di far risaltare bene diciamo, il ceto.
Bene, eccoci rientrati di nuovo in studio e anche qui Nino ci può parlare, diciamo, dell'evoluzione dell'addobbo floreale durante i secoli. Allora, diciamo che come tutta la processione dei misteri nel corso dei secoli ha subito dei mutamenti, quindi anche la processione stessa si è evoluta. Anche l'addobbo, gli addobbi floreali oggi si presentano molto più elaborati, molto più lavorati, molto più complicati, oltre che molto più costosi, pure perché si cerca di fare l'addobbo floreale per quella che è la scenografia del gruppo, cioè a dire ci sono la scena originaria appunto del gruppo. Come diceva Salvatore Bruno, ci sono gruppi che presentano una scena esterna, quindi il fioraio deve essere bravo a cercare di adattare un addobbo per una scena esterna. Ci sono gruppi come per esempio quello dei pescivendoli, che è generalmente una scena interna, quindi si cerca di adattare un... Quindi da questo punto di vista sono più lavorati gli addobbi floreali. Si sono evoluti. Prima inizialmente le prime processioni appunto come fiori venivano usati le calle, poi i garofani, adesso invece si è giunti persino ai fiori tropicali. Però vedi Nino, se ci fai caso proprio negli ultimissimi anni, no? Forse da un paio d'anni a questa parte, in questo momento si è riscoperto il gusto del garofano, no? Ci sono dei gruppi che anche le stesse madri pietà i fiorai hanno voluto immettere qualche garofano. Tra l'altro ci diceva il padre del signor Bruno, anche egli fioraio, che da circa 30 anni addobbava i gruppi, che sostanzialmente è cambiato anche il modo di fare la composizione floreale. Addirittura ci diceva, le varie composizioni floreali venivano fatte all'interno della bottega, no? E poi successivamente depositate, portate sul gruppo, installate sul gruppo. Oggi è diverso, oggi bisogna ricostruire appunto come sostanzialmente dicevi la scena. Quindi sono cambiate quelle che erano le tecniche di lavorazione del fioraio stesso. Certo, tutto è mutato, tutto. Bene, abbiamo così terminato il nostro viaggio diciamo, nella processione dei misteri. Non pensiamo però di aver così esaurito tutti gli argomenti, ma di questo ce ne scusiamo. Voglio innanzitutto ringraziare l'amico Nino Barone alla mia destra e l'amico Massimiliano Galuppo alla mia sinistra. C'è da dire che l'amico Massimiliano ha curato anche la parte tecnica della trasmissione, di questo la ringraziamo. Ringraziamo anche la regia e quindi Leo Gugliaro, ringraziamo il nostro collaboratore Pippo Manzo che ha fatto l'intervista per quel che concerne diciamo, la banda musicale e ringraziamo anche Antenna 1 che molto gentilmente ci ha prestato questo spazio. Ma vogliamo concludere con una chicca. In questi giorni dai nostri teleschermi è stato mandato uno speciale realizzato lo scorso anno da Anna Maria Moroso. Questo speciale si intitola Misteri e Poesie. Il protagonista di questo speciale era l'amico Nino Barone. Ricordiamo diciamo, l'amico Nino Barone anche come poeta. In questo caso ci farà ascoltare una poesia che ricorda l'entrata diciamo, dell'anno scorso, che non è stata sicuramente felice come giornata. Un giorno prima di una grande festa, chi manco a dillo e manca a farlo apposta, Giapani si sta una tempesta. Per tutti gli altri fu una gran batosta, bagnate a moggio a parte ridindesta. Per tutti gli altri mise su all'asta, che li misteri portare abbiamo a posto, e li cristiani, na piazza a catasta, dicevano ma che malo tempo tosto. E da così, per fare presto presto, c'asemo ad orario mai visto, la spartenza, l'orto e l'arresto e via via la processione di Lo Cristo. E questo tempo ogni anno veno susto, pari buono ma arriva chi si basta. Io stavolta un ci sentivo il gusto, come mi piaceva e a così ma basta. Ma quest'anno successi proprio questo, stu pensieri c'hai un mente che m'arresta,
scusatemi, per stuni si vinsistu pi misteri, un volissima e tempesta, e si pensati a quando ve ne accosta, un è vero, e chissà la risposta.